Casini, che è molto importante. Ringrazio il sindaco di Segusino. Ho dato poco tempo fa un messaggio che ho inviato a Zaia personalmente, dove ho scritto semplicemente che ormai siamo stufi di essere alleati ora col gatto, ora con la volpe, la storia di Pinocchio qual è quella italiana, semplicemente. Dal 94 c'è stata l'esperienza dell'alleanza di destra, perché stranamente la Lega era partita, e sono convinto ancora di questo, come movimento trasversale, come siete anche voi, come siamo noi, nel senso che c'è un obiettivo, c'è un incendio, c'è un problema, lo dobbiamo risolvere a prescindere che si sia di destra o di sinistra. Questo è il concetto politico. E l'ho invitato a casa mia a quel messaggio, comunque magari avremo modo anche di pubblicarlo. Un messaggio molto chiaro: dobbiamo finire con questa storia, perché dobbiamo metterci tutti assieme, perché il problema grosso, come avete detto voi sempre in ogni incontro, siamo noi stessi. Dobbiamo essere convinti della nostra forza, della nostra identità, e non dobbiamo dividerci. Chi persegue le politiche a Roma vuol dire che non interessa assolutamente la liberazione del Veneto, perché laggiù dopo si omogenizza, diventa come gli altri e dice: ma io sono alleato con il mio 15-20% al massimo con la forza e non posso fare niente. Non possiamo più accettare questo. Sempre avanti, e quindi io farò la delibera in consiglio comunale, spiegherò come sono stato tra l'altro, mi sembra il primo comune della provincia di Treviso per aderire per i 180 comuni, e dobbiamo impegnarci noi sindaci tutti, destra o sinistra, quello che è, non importa, per questa iniziativa. Non devono esserci oneri per la gente, perché la gente ormai è stufa di pagare. Allora, sono Mietello, sindaco di San Giorgio in Bosco. Ringrazio innanzitutto di avermi preso come esempio del furto che subiamo annualmente da parte del governo centrale di Roma. Sono andato sulla scena per la problematica che ho abbassato la bandiera tricolore in funzione del non accoglimento del referendum sulla legge Fornero, e come ricompensa il prefetto mi ha scritto che non devo farlo, poi perché mi sono messo alla fascia di sindaco della Repubblica Serenissima. Perché ho fatto questo? Le palle d'acciaio! I sindaci veneti tutti via tricolore, sono leone! Ci sono anche dei problemi. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché come sindaco di un'amministrazione di centrodestra abbiamo deciso, non l'ho solo deciso io, l'ho deciso anche con i miei assessori e consiglieri, che è arrivato il momento veramente di far sentire la nostra voce. Facendo un gesto eclatante al prefetto, che poi rappresenta lo Stato centrale di Roma, e risponderò adesso a tono, domani nei giornali vi ho già risposto così tramite la stampa, che lei rappresenta lo Stato e quindi dovrebbe essere lei a venirci a chiedere a noi sindaci perché non portiamo più il tricolore, perché non facciamo questo. Molto semplice e veloce. Allora, come diceva il collega di Segusino, io sono un militante della Lega Nord e vi posso assicurare che farò tutto il possibile per convincere il nostro governatore a fare per l'indipendenza del Veneto. Ed è vero che non dobbiamo dividerci, sicuramente, poi ognuno di noi ha un cervello e deve ragionare in funzione di quello che pensa. È evidente che abbiamo bisogno del cavallo di Troia per riuscire a portare avanti queste cose. Chi ha orecchi intenda. Grazie e buon... Buonasera a tutti, Loris Mazzonato, sindaco di Resana. Io vi do solo alcuni dati del mio comune. Dipendenti medi dello Stato dei comuni
in rapporto agli abitanti la media nazionale è 1 ogni 150, il mio comune, come i comuni veneti, trevigiani, 1 ogni 3,40. Io in 4 anni e mezzo di amministrazione ho azzerato i debiti del comune, quindi non sono responsabile del debito pubblico. I trasferimenti dello Stato al mio comune, mi dispiace per voi ma fra poco toccherà anche voi, io sono in negativo di 600.000 euro, cioè i miei cittadini pagano 30 milioni all'anno di tasse e io devo aumentare, mettere la faccia per sto cazzo di governo, scusate. Devo mettere la faccia, andare ai miei cittadini, togliere il servizio scolastico, la mensa, il trasporto, il sociale, per pagare le corruzioni che si chiedono a Venezia con il I ladri non sono solo a Roma, i ladri li abbiamo anche in casa. Io in casa ho 4 milioni e 700.000 euro che il patto di stabilità non mi lascia spendere. Questa è la condizione di noi comuni. Anzi, cosa hanno fatto? Siccome le province l'anello debole, le hanno sciolte. 20.000 persone in esubero. Allora, se sono in esubero le lasciano a casa, no, incarico ai comuni. Dove sono i risparmi? Quante balle ci stanno raccontando? Giù da Roma, sto governo qui. Ecco perché si sta parlando di neocentralismo, perché vogliono controllare la stampa, la comunicazione, i cittadini, i social network, perché ci vogliono credere quello che vogliono. Ma il problema è un altro, e qua prendo tutti, che ognuno di noi lo permette. Ogni giorno cominciamo a dire basta a questo sistema. Entro fine anno arriverà la Troica, in Grecia è già intervenuta, hanno dimezzato gli stipendi e le pensioni, per cui dopo tutti quelli che parlano che non fanno un cazzo, dopo arriveranno a bussare di nuovo da noi sindaci. E sapete cosa gli dico? Quando era il momento dove eravate? Dicono no, un attimo. A me l'anno scorso mi hanno mandato a casa perché mi sono messo contro la Thales. Sono stato l'unico che ha avuto il coraggio. Ho perso il mio stipendio, ho perso il mio lavoro perché io ero un libero professionista. Allora, o siamo disposti a rimetterci qualche cosa, se no ai nostri figli non lasciamo niente. E poi non è la colpa di Roma, è quello che ognuno di noi al mattino quando si alza e deve avere il coraggio di guardarsi davanti allo specchio, vedere chi c'è davanti, se c'è una persona integra, onesta o se è qualcuno che è agganciato dei privilegi. Perché? Perché mio figlio, per cortesia, gli trovi il posto di lavoro. Non è con il clientellarismo che si va avanti, non è il Veneto questo. Grande! Un invito, e guai chi non lo fa. Da domani signori, fuori dalla finestra, una bandiera di San Marco. Di appartenenza al popolo veneto, altrimenti non possiamo dire sindaco va avanti team Monaco a farsa che col prefetto che continua roba me scatole. Allora io ho bisogno che ognuno di voi, quando io passo per i paesi, io devo vedere le bandiere, devo vedere la gente che si sente veneta. Io ringrazio questa squadra stupenda di persone per quello che stanno facendo. Però questa squadra, se ognuno di noi, io per primo, non facciamo la nostra parte, il problema non è Roma ladrona, è noi veneti che abbiamo perso l'orgoglio di essere veneti. Per cui con domani, mi raccomando, viva San Marco! Io sono il vice sindaco di Milano e da 16 anni che sono amministratore del mio comune e Daniele mi ha detto dai vai a parlare del bilancio del tuo comune. Io ho detto Daniele mi vergogno, ma non è che mi vergogno di parlare in pubblico, mi vergogno a parlare dei bilanci dei comuni. Sono state dette tante cose e come ha detto il sindaco di Santa Lucia una cosa inesatta l'ha detta il dottor Casotto. Siamo noi adesso che trasferiamo i soldi allo Stato. A Vedelago 42 milioni di IRPEF netta versata. L'anno scorso, da conto consuntivo 2013, noi abbiamo versato 100.000 euro allo Stato, non lo Stato li ha versato a noi. È una cosa indecente. Poi uno pensa, beh, ma ci sono i servizi, ci sono gli ospedali,
Sì, ma prega Dio non dove fare la visita urgente perché te devi pagartela. C'è l'istruzione. Dopo viene a casa tua figlia di 7 anni e ti dice: papà, devo portare a scuola la carta igienica. Carta igienica. Ci ha detto pochi dipendenti, i nostri comuni hanno tutti pochi dipendenti rispetto agli altri, ma abbiamo la spesa media, no, la spesa pro capite più bassa di tutti gli altri. Avete Lago 380 euro quando la media nazionale è 800 euro ad abitante, cioè meno della metà. Questa è proprio una cosa che grida vendetta. Ma vi dico due cose, una meno importante e una invece più importante, che doveva portare la nostra gente a una rivolta sociale. Avevamo appena fatto un appalto per la tesoreria del comune, avevamo spuntato un bel tasso percentuale con una banca di credito locale, portava alle casse del nostro comune circa 50.000 euro all'anno, non sono tantissime, sono 50.000 euro dei nostri cittadini. In un colpo di mano hanno portato alla tesoreria dello Stato l'anno scorso 1.700 euro di interessi, ci hanno rubato 50.000 euro. Ma questa è una piccola cosa, la cosa che grida vendetta è quello che hanno fatto con l'IMU, non tanto sulle prime case dove più o meno si paga quanto si pagava con l'ICI e adesso più o meno con la Tasi. Sulle attività produttive hanno quadruplicato l'importo per le attività produttive, era una cosa che i nostri imprenditori si dovevano rivoltare, dovevamo fare una rivoluzione solo su questo. Dice ma l'indipendenza si può raggiungere, io ci credo, però per primi dobbiamo crederci tutti. A Vedelago è nato un gruppo, Daniele che l'ho nominato prima, è assessore assieme a me, lui non vorrebbe neanche fare l'assessore, ma l'abbiamo costretto, è l'ideatore di un gruppo Indipendenza Veneta a Vedelago nato con l'unione di alcuni amici. Abbiamo allargato il nostro giro, adesso siamo in tanti e nelle ultime elezioni comunali era il primo partito di un comune di 17.000 abitanti, quindi se si vuole si riescono ad ottenere risultati importanti e ci si deve porre quindi questo quesito: sì o no? La risposta l'avete già data prima voi.